Benvenuti al punto, benvenuto a Tele Friuli, benvenuto a Pino Napoli, che è vicepresidente vicario nazionale e presidente regionale di Federsanità. Innanzitutto, Presidente, molti complimenti per l'iniziativa e la best practice presentata per il Friuli Venezia Giulia, che naturalmente si distingue in maniera molto positiva. Grazie a voi, grazie a Tele Friuli, grazie per lo spazio che date a Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto grazie perché attraverso voi tantissimi concittadini corregionali possono capire come alcune buone pratiche si possono e si devono sviluppare in questa piccola regione che viene vista per fortuna ancora oggi come su alcuni aspetti un buon modello. Questo che abbiamo presentato noi è stato considerato proprio in questo convegno, in questa SIS, in questi primi stati generali dell'invecchiamento attivo, una prassi, una procedura, una metodologia da seguire, da proporre in tutta Italia. E quindi il tema era muoversi verso la salute, no? E naturalmente il Friuli Venezia Giulia, il movimento di 10.000 passi di salute che è iniziato nel 2018, terminerà nel 2023, è un percorso che è permanente e promuove la salute e la prevenzione, insomma è una cosa anche importante che molti comuni dovrebbero sposare. Mi pare che i comuni che hanno sposato l'iniziativa sono tanti, una settantina. 70. E quindi mi pare un bel traguardo in poco tempo, no, Presidente? Sì, io intanto comincerei con ringraziare chi ci ha permesso di fare questa iniziativa, perché nel 2018 la Regione ha deciso che una piccola quota del piano di prevenzione, risorse per 100.000 euro, che possono sembrare tanti soldi, ma in realtà in un piano di prevenzione sono poca cosa, sono stati messi a disposizione affinché Federsanità attivasse iniziative sul territorio che potessero favorire il movimento, cioè le persone che possono muovere, uscire di casa, passeggiare, vivere in maniera, come dire, aperta la loro esistenza, anche dal punto di vista del rapporto con la mobilità. Noi siamo partiti trovando per strada alleati importanti, tra questi non posso non riconoscere l'Università degli Studi di Udine, il Dipartimento Economico e Statistica, che sta curando rapporti su ogni iniziativa complessiva che stiamo facendo, così come abbiamo trovato per strada un alleato importantissimo che è Promoturismo, che ha capito la valenza di questa iniziativa, è diventato partner della nostra iniziativa, ma soprattutto ha portato poi questa iniziativa come modello in un programma comunitario che si chiama Take It Slow, del programma Interreg Italia-Croazia. È diventato questa una buona pratica da portare sia nelle altre regioni italiane adriatiche sia nelle contee croate. Sono due pilastri importanti perché lei mi parla dell'università e anche della direzione del promotorismo, due pilastri che insomma sono dei buoni partner che possono dare. Certamente, io credo se mi consente, credo che chi ci ascolta, chi ci vede vorrebbe sapere concretamente cos'è questo progetto. Ecco, lo diciamo in maniera molto semplice, quasi perfino banale. Federsanità ha contattato tutti i comuni della regione, ricordo che i comuni sono 215, e ha ottenuto nelle due diverse fasi di progetto, ha ottenuto l'adesione convinta di 70 comuni che rappresentano però in termini di popolazione del territorio il 40% del territorio della popolazione regionale. Quindi parliamo anche di città che vi hanno aderito, per essere molto chiari, da cominciare dalla città di Udine, ma anche di piccoli paesini di montagna, ma anche di piccoli. Pensiamo a Lignano Sabbiadoro, pensiamo a Duina Aurisina, pensiamo a Sacile, pensiamo a Spilimbergo, per citare quelli Tolmezzo, per citare quelli che mi vengono in mente a mano. E in questi 3 anni operativi, perché vorrei ricordare a tutti che abbiamo avuto anche 2 anni di Covid che hanno reso molto difficile anche i rapporti più semplici, quelli organizzativi, in questi 3 anni siamo riusciti a fare in modo che questi 70 comuni realizzassero 59 percorsi nelle rispettive comunità, cioè 59 comuni su 70, perché alcuni si sono associati, hanno creato dei percorsi pedonali
E come li hanno creati? Semplicemente recuperando quello che avevano già e che era magari in disuso, non lo usavano più oppure era stato un po' trascurato, lo hanno ripreso, hanno dato un senso a questi loro percorsi e noi abbiamo sostenuto con le poche risorse che la Regione ci aveva dato, ma abbiamo con un comitato scientifico, eccetera, abbiamo collaborato affinché i comuni potessero realizzare una cartellonistica omogenea, per cui la tipologia del cartellone che trovi a Duino lo trovi anche a Tolmezzo, lo trovi anche a Sacile. I contenuti di quella cartellonistica sono ovviamente opera delle amministrazioni locali, cioè i comuni ci dicono che cosa per loro è importante valorizzare, che cosa gli interessa La fare. collaborazione che si cala sul territorio ne prende anche le sembianze. Esattamente, esattamente. E tutto questo però ha trovato dei grandi alleati. Oltre ai comuni ha trovato i gruppi di cammino, che sono organizzazioni spontanee che nascono nelle nostre comunità, dove le persone si trovano la sera una, due volte, tre volte alla settimana per camminare assieme, per passare un po' di tempo assieme, per dare un po' di senso anche alla socialità. E poi abbiamo trovato anche una formidabile alleanza anche nel settore sanitario, perché bisogna dirlo, i dipartimenti della salute delle 3 aziende sanitarie sono state le nostre alleate. Hanno lavorato assieme a noi in maniera corretta, sinergica e hanno capito l'importanza che ogni euro investito su questa iniziativa aveva un grosso ritorno in termini di risparmio, di, come dire, di acciacchi di salute. In questo nostro incontro nazionale è stato dimostrato con studi, come dire, concreti, che un euro investito su questo significa risparmiare 5 euro a valle, significa di spesa farmaceutica, di spesa per l'assistenza. Le persone che camminano, che escono, che vivono in socialità, sono persone che vivono meglio, che vivono più a lungo, che vivono in salute e soprattutto sono spesso anche di umore migliore, che non è poca cosa. E quindi i fattori di rischio, diciamo, più frequenti sono un po' tenuti sotto controllo, perché non dimentichiamo che questo ha più benefici, no, Presidente? Certamente, e dirò di più, che su questo abbiamo poi trovato continuità nell'apporto della Regione Friuli Venezia Giulia, nella Direzione Centrale Salute, che ha tornato a inserire un piccolo finanziamento anche 2 anni fa e adesso speriamo che possa pensare a un altro contributo che aiuti a completare quello che per noi è un obiettivo. Si parla tanto, il nostro progetto si chiama FVG Movimento 10.000 passi. Noi stiamo sognando, perché si vive anche di sogni, non solo di, come dire, di cose concrete, stiamo sognando di poter aggiungerci anche 10.000 passi per 100 comuni. Ce ne mancano 30, siamo convinti che con un po' di aiuto da parte delle amministrazioni locali, e moltissime ci hanno già scritto, ci hanno già chiesto che vorrebbero esportare questo progetto anche nel loro territorio comunale. Sapete, lo dico ai nostri telespettatori, sapete qual è la cosa che ha colpito anche me, che pure, come dire, non sono giovanissimo? È trovare l'entusiasmo nelle comunità locali per il recupero dei loro percorsi, della loro storia, delle loro tradizioni, e lì hanno parlato di valorizzare quello che avevano. Diciamo che si prendono di nuovo in mano la loro vita, insomma. Esattamente, esattamente. E aggiungo, uno degli aspetti più difficili durante il Covid era il fatto che la gente non potesse uscire di casa o che potesse solo girare nei propri comuni. Voi non avete idea che successo hanno avuto questi nostri percorsi durante quel periodo, a tal punto che abbiamo dovuto poi pensare a organizzare dei corsi di formazione per i coordinatori dei gruppi di cammino. Sembrano norme tecniche difficili. Però, insomma, l'organizzazione è alla base. E li abbiamo fatti, sapete come? Con l'aiuto, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Udine e della Facoltà di Scienze Motorie. Abbiamo chiamato i laureandi, specializzandi in scienze motorie, che hanno sostanzialmente, con un paio di lezioni sul campo e alcune teoriche, hanno spiegato quali sono le responsabilità, quali sono le azioni minime che vanno fatte. A chi è rivolto questa iniziativa? A tutti, ovviamente, dal bambino all'anziano. Ma sapete quali sono quelli che lo frequentano di più? Sono spesso le persone anziane, ovviamente perché hanno anche più tempo, ma sono anche quelle che hanno più bisogno di fare movimento, perché l'invecchiamento, e qui vado poi al tema vero, l'invecchiamento è un percorso naturale e non può essere considerato una malattia. Uno, perché invecchia non è che si ammala,
L'invecchiamento è un percorso naturale, ma ci sono fasi dell'invecchiamento diverse. Essere anziani a 65 anni non è la stessa cosa che essere anziani a 80 anni, per ovvi motivi. Ma se tu vivi bene già a 65, fai movimento, quando arrivi a 80 probabilmente avrai meno bisogno di assistenza, meno bisogno di terapie. E tutte queste cose hanno una fortissima valenza sanitaria, sociale, economica e perché no, anche di senso di solidarietà delle comunità, perché nel camminare le persone si parlano, si incontrano, Dal punto di si vista rivedono. psicologico è un aiuto potente, insomma, no? Senta, Presidente, in questi l'ultimo minuto che ci resta di questa chiacchierata, che è molto interessante, ma che io mi impegno a riprendere con lei, grazie alla sua disponibilità. Abbiamo sul tappeto in questi giorni, in questo anno, insomma, ho parlato con molti colleghi sindaci, lei è stato anche sindaco, quindi capisce benissimo il problema. La situazione dei medici di base è un po', diciamo così, drammatica, se non altro pensieroso ogni sindaco, perché sì, qualcuno li ha, qualcuno non li ha, magari qualcuno riesce a combinare per se stesso il sindaco, però giustamente la prospettiva generale deve essere un po' diversa, no? Ecco, io penso che la Federsanità possa fare molto, ho fatto anche un appello ai sindaci perché si rivolgono direttamente a voi, perché a voi avete in mano, tra virgolette, il volano della situazione, che non è semplice, ma avete una prospettiva al limite che può essere vista e confrontata, no? Guardi, credo che questa sia la fase in cui è scoppiata quella che io chiamo la tempesta perfetta, purtroppo, ed è un combinato disposto tra cose organizzate, messe in piedi qualche decennio fa, il numero chiuso alla facoltà di medicina, ed è notizia proprio di oggi che i risultati del test per l'accesso alla facoltà di medicina per quest'anno sono peggiori, negativi, più negativi, cioè sono entrati di meno rispetto all'anno scorso. Questo non è una buona notizia, perché vuol dire che, come dire, il numero delle persone che possono legittimamente avviare il percorso di medicina, anziché aumentare come noi vorremmo, rischia di diminuire. La seconda cosa, quindi ho toccato il primo tema è storico. Se tu chiudi i rubinetti per 10 anni, 15 anni del numero delle persone che si laureano in medicina, è evidente che a mano che le persone vanno in pensione, questa è una fase in cui tantissimi medici di medicina generale hanno raggiunto l'età della pensione e se ne stanno andando, giustamente perché è un loro sacrosanto diritto, ma altrettanto giustamente i cittadini che abitano in quei comuni hanno il diritto di avere un'assistenza. E qui il tema è molto forte, molto chiaro. Bisogna fare il possibile, il più possibile, perché tutti i laureati in medicina possono, come dire, accedere a questo tipo di prestazione sanitaria, di attività sanitaria, chiedo scusa, e lo possono fare evidentemente abilitandosi alla professione di medico di medicina generale, che è un corso di 3 anni, una formazione triennale, ma soprattutto, se serve, bisogna anche avere il coraggio di dire che se non bastano i locali dobbiamo anche cercarceli fuori, anche se serve fuori Italia, perché questo è il dato. Non ce ne sono a livello nazionale, non è che non mancano in Friuli. Se voi andate in Lombardia, io parlavo con il mio collega della Lombardia, o andate in Veneto, la situazione è drammatica come da noi. E poi c'è un vincolo però, un vincolo che qui bisogna dirlo chiaramente. Lo Stato centrale, nazionale, Roma, deve decidere una volta per tutte se i medici di medicina generale sono figure che possono essere considerati liberi professionisti convenzionati col sistema sanitario regionale e nazionale, oppure, come da più parti si sta chiedendo, non è arrivato il momento che diventino dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e quindi, come dire, sia più agevole, tra virgolette, per chi dirige le aziende sanitarie sviluppare la sanità sul territorio. Una sola battuta. Ecco, siamo in chiusura, abbiamo sforato terribilmente, anche se mi rendo conto che... Una battuta, l'Europa ci ha dato parecchi soldi a disposizione per la sanità territoriale, ma non serve solo pensare a fare muri, ambulatori e case di cura nuove pubbliche, serve soprattutto portarci le persone, personale professionalizzato, medici, infermieri, operatori sanitari lì dentro, altrimenti avremo fatto nuove costruzioni e le lasciamo desolatamente vuote. Presidente, grazie, è stato interessantissimo, un impegno a riprendere l'argomento, naturalmente alla prossima. Grazie ancora, Presidente. Grazie a voi e buon lavoro.